Fatturati, consumi, posti di lavoro sono preoccupanti i numeri che fotografano l'impatto del Covid-19 sul commercio al dettaglio, evidenziati da una ricerca di Union Camere Veneto. Se noi pensiamo che abbiamo perso 25.000 punti vendita, non sono numeri pochi, ma sono numeri consistenti. I settori ovviamente più in crisi, sappiamo, la ristorazione, gli alberghi, eccetera, ma non ci sono solo quelli, ci sono altri settori come il settore calzaturiero, il settore moda. Ma l'elenco dei settori in pesante crisi è lungo e non può non avere anche risvolti sull'occupazione. Perdere 37.000 posti di lavoro credo sia un altro momento di riflessione che la politica deve prendere in considerazione su cosa fare. Ecco dunque che la presentazione dei dati diventa un accorato appello alla politica dal mondo delle imprese e del commercio. Non bastano i sussidi, ma serve un piano generale di ripartenza. A noi interessa capire come rimettere in moto questo paese e come affrontare. Parlano di questi recovery fund, hanno capito come investirli e dove investirli. Qui non si deve accontentare nulla e nessuno, qui si deve accontentare l'Italia e le imprese italiane. Detassazione, nuove infrastrutture, sburocratizzazione, le richieste delle imprese che sollecitano un tavolo di confronto con la Regione e allo Stato chiedono di far sì che il Recovery Fund da debito diventi investimento per il rilancio. Deve essere un investimento, perché io non ho paura di fare un debito nella mia impresa se è considerato un investimento che mi sto allargando, che mi sto investendo per ampliare la mia attività. Se viene ragionato in questo modo, noi ce la faremo. Se viene ragionato nei termini in cui ho visto già la piega di sussidi, di aiuti, di questo e di quello, questo paese non ce la farà.